emozionata con questo bastone in mano? Sì, davvero, sono felice, non me lo aspettavo, è una bella sorpresa, sono partita così per invito di Michela e trovarmi qua è forte, sono felice. Con che piatto ha vinto? Con i tortelli di broccolo fiolaro. C'è un segreto? L'amore, la passione, il lavoro di gruppo anche, perché lavorare qui non è stato facile e per quello voglio condividere con loro questa cosa, insomma, sono felice. È proprio emozionata la vicentina Patrizia Zambon che a Castelfranco Veneto ha vinto il primo AgriChef Festival del Veneto, organizzato dalla CIA Confederazione Italiana Agricoltura, nel quale ben 14 agriturismi, 2 per provincia, si sono sfidati con piatti tipici del territorio. In primo piano le donne chef. Qui vediamo al lavoro le veneziane Lauretta Campagnaro, agriturismo Lauretta Vittorino di Gardigiano di Scorzè e Patrizia Del Ponte, agriturismo al Segnavento di Mestre. Entrambi gli agriturismi fanno parte della CIA di Venezia. Hanno presentato piatti popolarissimi ma gustosi, curiosi e di grande appeal. Un bel musetto. E questo è un bel musetto, te vedi? Eccolo qua, pronti qua. Io l'ho cucinato a vapore, ci ho messo un goccettino di vino sotto e adesso, appena pronto, lo speliamo. Aspetta che lo speliamo. Ok. Ecco qua. Una volta spelato di solito si tiene di nuovo in caldo e dopo si taglia e si affetta da impiattare. E con cosa sta abbinando per questo piatto che è presente in questa manifestazione? Allora, in questa manifestazione lo abbiniamo con dei fagioli in teccia. Come sono questi fasoli? Questi fasoli è una vecchia ricetta di mia nonna, con un fiato di cipolla, un po' di poro, un po' di rosmarino e sedano, e fatto ebolire e fatto una cremina finché bolle, finché fa una cremina così. E vedo una strana polenta qua. E questa è una polenta delle vecchie varietà riscoperte e questo è un prodotto del Celeghin e questa si chiama rosso 8 file. È buona? Buonissima, che ha fatto un successo enorme, noi la diamo sempre. Strano colore. Sì, infatti è un colore molto forte, infatti da mettere col musetto alla fine del mondo. Patrizia Del Ponte, cosa sta preparando? Sto preparando un risotto con i rovinassi. Cosa sono i rovinassi? I rovinassi sono i fegattini. Cosa sono i fegattini? Gli interiori del pollo, quindi i durelli, il cuore e i fegattini del pollo. Un piatto storico? Un piatto storico tipico della nostra regione, è un piatto di recupero, un piatto dove non si deve buttare via niente. Ma piace ancora? Spero di sì. Io ci credo, quindi sì, a me piace. Hanno attivamente collaborato all'AgriChef Festival docenti e allievi del Maffioli, istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione. La cucina di agriturismo rispetto alla grande cucina, Marco Valetta, lei è un gran maestro di cucina. Allora, diciamo così che io sostengo che questa sia la strada del futuro. Un grande maestro Marchesi diceva che bisogna togliere nei piatti e non mettere. Loro hanno un grandissimo patrimonio, mettono le cose di identità e questa è cultura gastronomica. Dalla cucina escono i piatti portati dagli allievi del Maffioli. Gli chef li spiegano, la giuria quindi li valuta con grande attenzione, con occhio di riguardo proprio all'arte di interpretare la tradizione rurale e di valorizzare i prodotti del territorio. AgriChef, lo chef che cucina negli agriturismi, è un neologismo coniato dalla CIA nazionale, lanciato in occasione dell'Expo di Milano. AgriChef intanto è un marchio esclusivo CIA, marchio depositato, nasce ancora nell'Expo di Milano con l'esigenza di proiettare i nostri agricoltori, quindi coloro che operavano all'interno dell'agriturismo, in una dinamica che fosse di sviluppo e di rapporto con il pubblico, in modo di far conoscere le nostre tradizioni, le nostre culture legate ai piatti tipici. La cucina dei vostri agriturismi a che punto è? Dove sta andando? Sta tornando alla terra, sta tenendo la terra, stiamo valorizzando i nostri prodotti e siamo veramente in una situazione meravigliosa, diciamo privilegiata rispetto... Incontri come questi, che valore hanno? Ma per noi è una vetrina eccezionale ed è finalmente un premio al nostro impegno, al nostro lavoro che facciamo quotidianamente. Un bel confronto tra agriturismi veneti.
una bellissima vetrina, perché noi abbiamo una cucina non solo regionale, abbiamo una cucina provinciale e ogni agriturismo porta veramente il suo piatto prezioso che ha. Sono orgogliosa di questo. Che impressione davanti a questa manifestazione? L'impressione è che comunque sia una manifestazione che debba essere portata anche non solo qui ma itinerante di tutto il Veneto, e perché no anche nei luoghi dove noi siamo presenti con le nostre fiere di eccellenza, in modo da promuovere i nostri prodotti, perché sono prodotti certificati, prodotti sani, e quindi oltre che essere buoni fanno anche bene alla salute. Il Veneto si presenta come una delle regioni italiane in assoluto più interessanti e versatili per la presenza di prodotti tipici di altissima qualità e distintività. Ne vediamo qui una piccola rassegna. In evidenza i mais rari dell'azienda di Mauro Celeghin di Noventa di Piave e le verdure di Terry Bertaggia di Chioggia, aziende socie della CIE di Venezia. Paolo Quaggio, un settore, l'agriturismo, al quale dedicate molta attenzione. L'agriturismo è l'emblema del territorio, per cui se declamiamo il fatto che i prodotti del territorio sono di qualità, gli agriturismi non possono essere altrettanto di qualità. Voi puntate molto come CIE di Venezia sui prodotti di qualità del territorio, proprio con la loro tipicità. Sicuramente la stagionalità e la tipicità dei prodotti del territorio sono fondamentali per quello che riguarda l'agricoltura del Veneto, ma non solo. Gli agriturismi sono i portabandiera di questi prodotti. Siete orgogliosa dei suoi agriturismi? Sicuramente sì, cioè il fatto che i soci agriturismi o aziende agricole, quello che sono, lavorino bene, lavorino con qualità, sicuramente è un vanto per noi dell'associazione.